concetto di unicità mi manda fuori di testa. One off. Pezzo unico. Mi risulta che dovrebbe essere rossa. Forse questo è il wrapping, forse verniciata, non lo so. Francamente non me ne può manco fregare di meno. Per me è una cosa da sentirsi male. L'ostentazione positiva qui raggiunge dei livelli maroni proprio. A cantare, proprio raggiunge i livelli a cantare. F12, ah bello, che dici? È tua? Magari. Ah, poi faccio il giretto da prezzo. Questa penso, poi ci vuole il defibrillatore. Anche due. Non è una cosa che si possono fare in esposizione così normalmente, no? Questa dovrebbe essere rossa, qualcosa non mi quadra, però insomma, perché dovrebbe essere una sola, no? Al mondo di questa. Mi risultava rossa, però magari sarà pure rappata o sarà inverniciata il maschio di no. Penso che con sta targa uno può fare quello che gli pare, no? La rappata, la riverniciata, era rossa, era. Ma che c'è, chi gli frega? Secondo te sta male Roma? One off. Come? Ma sai che c'è? Che quando c'è il 599 e ti senti fuori luogo, del genere è antipatico, anche se mi accontento, Però sai che ti senti, diciamo, è venuto per Filippino. Però insomma, io mi accontento. Questa mi ha mandato fuori di testa. Questa mi ha mandato completamente fuori di cervello proprio. Anche quella 2, 4, 6, quel 9 lì pure snazzica parecchio. Però insomma, qua si ferma proprio quasi ferma tutto. Olin, mi piace vince facile a te, Yepa. Te gusta, eh? Mari, Fernando. Qua se passa Marchettino ti devono dare la coramina dopo. Ah, c'è anche la Rapacis. Ah, c'è anche Roma. Sono bei momenti. Ostentazione positiva e thank you Enzo Ferrari. Grazie per quello che hai fatto, hai pensato, hai tramandato, tanto che è il prodotto che tutti quanti desideriamo. Nessun uomo al mondo credo sia stato in grado di fare questo. Forse sì, uno bravo, ha creato la gnocca. La gnocca mette pace e trova posto accanto a te nel prodotto italico. Le cose si completano. Enzo come espressione di quello bravo alla massima potenza. Secondo te sto male? Io ora devo andare a lavorare, vado a fare una polizza perché sto divertito e caricato. E il cliente mi aspetta in ufficio, gli rompo proprio, lo apro come una cozza. Questo pure non sta scomodo, Ho motivo di pensare che sia dello stesso di quell'altro. L'uomo c'ha carattere, l'uomo c'ha passione, l'uomo c'ha pezzi unici. L'uomo c'ha 181. 11.000 quell'altra, 181 questa, ma che vuol dire? Ma quante ce n'hai io? Ma quante ce n'hai, amico mio? Beato di quanto sono contento per te. O chiunque tu sia sei il numero uno. Secondo te sto male? Io vado a lavorare, ma io rompo il culo, cliente. Via la vita.